Va ora in onda la rassegna stampa. Ce n'è ancora, Ce n'è ancora una decina più o meno di questi orologi a bottiglia che implacabili a quest'ora mostrano, sì, sono proprio le 7:30 del mattino. È arrivato Sammy Varino, ma questo orologio a bottiglia sta andando a ruba e ringrazio Giuliano che ci è venuto a trovare ieri nel primo pomeriggio e che giustamente prima di entrare ha mostrato un salame, e questa è la cosa chiaramente che per noi è il biglietto di entrata negli studi di Radio Libertà. Dopodiché è entrato anche lui insieme al salame e come seconda cosa ci ha chiesto un esemplare di questo orologio con la bottiglia pressofusa da attaccare nella sua cucina. Ci sta, bravo Giuliano, e naturalmente tutti voi segnate giù quando passate da Milano, via Bellerio, zona Afori metropolitana, Afori centro, ricordatevi che questi sono gadget introvabili da collezione, esemplari unici che abbiamo preparato per voi su in mezzo alle montagne, ma finiti questi poi non ce ne sono più di questi orologi, non pensate che li rifacciamo per un'altra Pontida, basta. Mi chiedono di spedirlo e non sono capace perché poi insomma è un orologio bello, molto molto delicato, eccetera. Ti immagini, vado a spedire le bottiglie pressofuse, eccetera. Venitelo a ritirare dalla mattina alle 6 del mattino, io sono qua fino alla sera alle 20, via Bellerio 41, Milano, citofonate Radio Libertà. E grazie a chi sostiene la nostra radio. Buongiorno da Sammy Varin, come va? Buongiorno, che giornatina frizzante quest'oggi, a parte il tempo particolarmente frizzantino, qui al nord fa già freddo, bisogna accendere i caloriferi, io resisto, però c'è una bella arietta anche in rassegna stampa, quindi sono abbastanza contento oggi di condurre la rassegna stampa che vi tiene compagnia, a voi che state andando al lavoro, voi che al lavoro non ci andate e quindi vi divertite a seguire Sammy Varin, voi che state lavorando in casa mettendo un po' d'ordine e che magari mi ascoltate con le cuffiette. In tanti ascoltano Radio Libertà, si sono scaricati l'applicazione anche al lavoro, giustamente uno si fa il suo lavoro, non deve parlare con nessuno e allora sta zitto e ascolta Radio Libertà. Con la rassegna stampa di Sammy Varin ci si diverte o ci si incazza tutte le mattine. Grazie Pierluigi, poeta del vate del mattino che mi dà forza e coraggio per intraprendere questa rassegna stampa pericolosa. E no, oggi te l'ho detto, siamo abbastanza festaiuoli. Prima di fare il festaiuolo andiamo in Francia e siccome non mi fido dei quotidiani italiani, io vi porto sui quotidiani francesi. Cosa sta succedendo in Francia? Ma attenzione, bada ben, cosa sta per accadere in Europa? Adesso non vi tiro fuori l'astrologa, sai che noi ogni tot mesi intervistiamo Deborah Bellotti, signora delle stelle, astrologa ufficiale di Radio Libertà. Era già tutto previsto. Che cosa ci ha detto mesi fa? Che l'Europa si stava sfaldando, la Germania, la Francia e via. Insomma, noi vi avevamo avvertito. Le Monde, les cornues d'émission, une crise majeure s'ouvre. Insomma, praticamente se ne va le cornues di missioni, di missionario, una crisi maggiore, più grande, si apre. Le Premier ministre a présenté lundi matin sa démission Emmanuel Macron, chi l'ha accepté, e quindi dimissioni accettate. Non si può essere primo ministro quando le condizioni non sono possibili, ha dichiarato Monsieur Le Cornu in una corta chiacchierata lunedì alla fine della mattinata. Domenica l'annuncio della composizione del governo,
includente 12 anziani membri dell'equipe Beirut, e praticamente, insomma, abbiamo visto com'è finita. La cosa divertente è che si beccano un fracco di soldi per avere governato solo poche ore. È stupendo. Questo Le Monde, guardiamo Le Figaro, au mur, Macron s'arremet alle cornu, e quindi è andato a sbattere contro il muro. Malgrado le dimissioni del primo ministro, il presidente l'ha incaricato de mener de nouvelles négociations. Meniamo ste nuove negoziazioni, no? Meniamo, nel senso, portiamo avanti questi nuovi negoziati da oggi a mercoledì sera. In caso di fallimento si prenderà le sue responsabilità. Questo il titolo principale de Le Figaro. Allora posso fidarmi anche ad andare su quelli italiani? Sì, dai, vi do il numero di WhatsApp, signori. Chiaramente, se avete delle lamentele, proteste, dubbi, incertezze, fotte niente, voi scrivete, che tanto noi andiamo avanti lo stesso. 34067 09 659, questo è il numero di WhatsApp di Radio Libertà, perché la rassegna, che non è una rassegna ma è una chiacchierata in vostra compagnia che facciamo ogni mattina con il sottoscritto Sammy Varin, con Francesco in regia, più sveglio che mai. Ti interessa? C'è qua un libro molto carino che... No, perché adesso, giustamente, adesso uno si vuole fare una cultura, mentre fa regia Sammy Varin. Ne sto scrivendo uno di libro, poi chiaramente sarà il primo che potrà leggerlo se ti interessa. 20 euro, 25 per te. Cosa ridete? Ma è una cosa seria. No, non è vero. Guarda, il primo piano di Sammy Varin che scrive un libro. Sappiate, non lo farò mai, perché oggigiorno tutti scrivono un libro. Cioè, non è pensabile. Chiunque, cani e porci, scrivono libri. In molti me lo dite: Sammy Varin, fai radio? Sono quasi 50 anni ormai, l'anno prossimo mi pare, 50 anni che fai radio, perché ho cominciato prestissimo, non è che sono così vecchio, e non scrivi un libro. Ma che cazzo fai nella vita se non scrivi un libro? Non c'ho voglia, non c'ho tempo, lasciatemi stare. Stavo dicendo 3406709 per inviarmi i vostri messaggini. Perché? Perché è una rassegna stampa con la vostra parola. Tu parla con Sammy Varin. Io parlo chiaramente agli amici di Abdul, Mohamed e tutti coloro che oggi festeggeranno. Sono gli amici di Hamas, certo, il 7 di ottobre, data odierna. Ci tuffiamo sulle prime pagine, vediamo se ci sono notizie per la notte, per chi magari ha finito il turno e va a dormire tranquillo. No, Trump ha deciso sull'invio di missili Tomahawk a Kiev, quindi tutto bene, Zelensky può stare tranquillo, può sparacchiare in santa pace. Mosca dice Unione Europea e NATO si preparano allo scontro, ma tranquilli, ma sì, prima o poi questa guerra mondiale, aspetta, mi pare sulla stampa c'è la Ghisleri oggi che la mena il torrone sulla guerra mondiale, dicendo che siamo tutti molto preoccupati. Il sito del Corriere apre naturalmente con la Calabria, domina il centrodestra, Occhiuto supera il 57%, flop del campo largo, Forza Italia, primo partito, una disfatta che umilia il Movimento 5 Stelle. Infatti qualcuno scrive proprio come titolo umiliati. Poi c'è l'intervista a Matteo Salvini oggi sul Corriere. Il centrodestra unito vince, fermeremo l'onda rossa di odio, manifestazioni, chiederemo una cauzione personale a chi le organizza. Cauzione, grandissimo Salvini, è quello che chiediamo tutti noi, e penso anche all'interno della sinistra dovrebbe essere così, perché così guardate che cosa c'è scritto su quei cazzo di striscioni quando ci marciate dietro, che è una sciocchezzuola, ma almeno capire perché state manifestando, perché molti di questi non lo sapevano per chi manifestavano lo scorso weekend. Santa polenta, santa pazienza. Sì, va bene, torno serio e comincio
E no e non so con chi cominciare oggi, davvero. È una giornata così bella, radiosa. Avete scelto la radio come compagnia nella banda DAB della vostra autoradio, della vostra radiolina appena comprata, ormai costano pochi euro, gli elettrodomestici sono tutti computerizzati. Schiacciate DAB nel pulsantiera della vostra autoradio, della vostra radiolina, tirate fuori tutta l'antennina e scoprite un fracco di radio nuove, quella che trasmette disco music, jazz, c'è naturalmente Radio Maria, c'è Radio Italia, quelle storiche, eccetera, ma ci sono anche radio diverse nella banda DAB, compresa Radio Libertà, che per oggi parte come tutte le altre radio con il Corriere della Sera, anche in versione cartacea, proprio perché Picciu, e c'è Salvini che mi attira. C'è Salvini. Allora, Calabria domina il centrodestra, l'abbiamo settato. Francesco Verderami di spalla che titola Un campo ristretto. Ve ne leggo qualche riga, ma poi ci sono anche altri commenti all'interno. Il centrodestra bissa la vittoria alle regionali e il risultato in Calabria è ancora più netto di quello delle Marche. Roberto Chiuto si conferma governatore e traina Forza Italia, primo partito della coalizione. C'è un po' di tosse oggi. Per distacco, ancora di più se si tiene conto dei consensi ottenuti dalla lista del presidente. Il divario dell'avversario Pasquale te lo dico, tridico, e delle forze di centrosinistra che lo sostenevano è così ampio da rendere inevitabile che per il campo largo parlare di disfatta. Quindi, se andate a bere il caffè questa mattina dal vostro vicino di casa comunista, suonate e bussate dicendo disfatta, chiaramente non penso che vi apra, però provateci. Siamo in prima pagina sul Corriere, vi dicevo oggi fa quasi piacere leggere il Corriere. In centropagina intervista con Salvini a proposito della Calabria, noi vinciamo uniti, spero che ora su Salis nessuno tradisca. Ma cosa c'entra la Salis con le elezioni in Calabria? Ragazzi, li avete preparati popcorn, patatine, Coca-Cola, birra ghiacciata, rutto libero? Oggi a mezzogiorno l'Europa decide se la Salis deve essere protetta oppure no. Salis, Ilaria, chiaramente. La vittoria in Calabria? Il centrodestra è unito come lo è da decenni. I cittadini ci scelgono per questo. Parla il leader leghista Matteo Salvini e sul caso dell'europarlamentare Salis dice: vedremo oggi con il voto per salvare la poltrona alla Salis se qualcuno nel segreto dell'urna tradirà il centrodestra europeo. Cioè, tradotto, il PPE ha già detto che assolutamente noi voteremo, è giusto che la Salis venga comunque consegnata alla giustizia e voteremo. Voi ci credete? Con voto segreto? Franchi tiratori, lei vuole fare franco tiratore? Tenga 100 euro, prego. Franchi tiratori, vuole comprare qualche voto? Sì, le interessa anche un libro? Ok, voto più libro. Compra tutto. Francesco è uno che richiede una roba, ti mette lì i soldi e ti vota. Ma è pazzesco, non scherziamo. Qualcuno potrebbe tradire quest'oggi e non sarò io, perché io tengo sempre lo spadone, guardalo qua, il mio spadone rivolto verso l'alto, lo spadone di Sammy Varin. Fatto sta, Salvini oggi sul Corriere, che bisogna comprare, dice anche: sui violenti alle manifestazioni ci vuole una cauzione personale per chi organizza le manifestazioni. Siete d'accordo con Matteo Salvini, con la Lega, che non sarebbe male che uno organizza una manifestazione e se c'è gente che rompe, che distrugge,
paga, perché comunque bisogna avere anche un servizio d'ordine alle manifestazioni. Non è più di moda questa cosa? Mi scrivete, mi dite qualcosa per favore. Manifestazioni di centrodestra, di centrosinistra, destra, fotte un cacchio. Cioè, ci vuole un servizio d'ordine e ci vuole qualcuno che paghi un'assicurazione, si chiama anche così. Adesso ci fanno assicurare qualunque cosa perché ogni 5 giorni c'è un allagamento e salutiamo gli amici dell'Emilia Romagna ancora una volta in disfatta, assicuriamoci pagando un fracco di soldi e giustamente le manifestazioni rischieremo un po' meno di dover pagare noi per quello che fanno gli amici di Hamas. 340 6709 659. Vuoi dire che ti aumenteranno il kebab adesso? Kebab €1 in più perché per pagare assicurazione di manifestazione che noi rompiamo tutto? No, stiamo scherzando, dai. Schlein, c'è anche quella? No, dai, no, non c'è l'intervista alla Schlein sul Corriere, ma ne parla Maria Teresa Meli. Le tensioni a sinistra, finisce sotto attacco l'alleanza con Conte, sempre a proposito della Calabria, dove la gazzacola proprio i calabresi non la vogliono. Il campo largo finisce ancora nel mirino delle critiche. Al Nazareno si guarda con apprensione all'andamento elettorale dei risultati dei 5 Stelle, ma la segretaria Dem Ellis Schlein va avanti con l'alleanza. È la condizione indispensabile, sottolinea, per vincere e governare. E adesso anche quella che sembrava una passeggiata diventa una sfida. L'attenzione del PD dopo la sconfitta della Calabria va alla Campania, scrive il Corriere. Ma io... Chi è? Chi bussa? È Gianni. C'è Gianni che sta scendendo le scale di Radio Libertà. Ma cosa c'è? Sì, signor Gianni è preoccupato, il governatore della Toscana. È preoccupato perché il prossimo weekend si vota, altro che Campania. Tu pensa se la sinistra dovesse perdere la Toscana. Sì, va bene, torno sul Corriere. Di spalla, la Francia è nel caos. Le Cornu si dimette, l'appello di Macron, l'Eliseo, colloqui fino a domani. Naturalmente anche il Medio Oriente e Netanyahu sente Putin, Gaza, partiti negoziati su ostaggi e prigionieri, Trump agire in fretta. Si sono dimenticati che oggi è il 7 di ottobre, quelli del Corriere hanno tante cose a cui pensare. Dirigere un giornale come il Corriere non è mica semplice, è mica facile, ragazzi miei, e in prima pagina non lo mettiamo. Bene, ci torniamo tra pochissimo sul Corriere, oggi in intervista a Matteo Salvini, Lega. E c'è anche questa, però ve la faccio vedere, scusami, è un ossequio anche a Esselunga, che noi amiamo, la amiamo, e un paginone sul Corriere dove si ricorda Bernardo Caprotti, un uomo, un'idea, un'impresa. Nel giorno del 100° anniversario della sua nascita, Esselunga ricorda con profonda gratitudine il suo fondatore, il dottor Bernardo Caprotti. Paginone sul Corriere per ricordare Caprotti, e noi lo facciamo volentieri. Il Fatto Quotidiano, signore, ci ritorno sul Corriere. Se no mi girate su Radio Popolare a sentire i compagni di Hamas, dai. Non è vero, assolutamente, tutte brave persone, amici, bella gente che poi fa qualche annetto a Radio Popolare, poi entrano tutti in Rai. Cioè, Sammy Marina, è tutta invidia la tua. Sì, Flottia, i PM indagano su Tel Aviv e su Roma. Le denunce su droni, abbordaggio, arresti, maltrattamenti, creme solari requisite, ne sono successe di cotte e di crude, ragazzi. Abbiamo gente molto arrabbiata. Scotto, non quello che canta, ma quello che fa il parlamentare, gli hanno sequestrato le sigarette. No, lo so, sono cose che succedono, magari erano proprio quelle buone, vabbè. Ancora, santa polenta, cioè dobbiamo parlare di queste cose. Ancora 138 in cella, signori, rientrano gli ultimi 15 italiani, ieri li avete visti all'aeroporto, un casino della miseria, ma erano tutti loro parenti. Israele sotto accusa pure per
raid e bombe sulle barche in Tunisia e l'Italia per il ritiro della fregata. Vabbè, questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano che io come al solito non capisco. Occhiuto distanzia Tridico, però 2 su 3 non votano, però c'è sempre il però, parappapero, parappapà, un'altra regione confermata per il centrodestra, scrive il Fatto Quotidiano. Il presidente uscente sfiora il 60%, 5 Stelle si fermano al 40%, Meloni esulta, l'affluenza continua a scendere, alle urne solo il 43% degli elettori, ancora meno di 4 anni fa. Va bene, anzi va male, assolutamente malissimo, però va bene per il centrodestra. Giro e vado anche sul quotidiano. Dai, fammelo vedere, La Repubblica, la Francia nel caos, Macron rischia tutto, il premier Lecornu subito dimissionario, il presidente prova a rilanciare, ancora 48 ore di trattative, se falliscono mi assumo le mie responsabilità. Ma dicono che se cade la Francia cade anche l'Europa. E si dice così oggi sul giornale. Di spalla, siamo su Repubblica, Occhiuto stravince, ora è allarme per il campo largo. Il governatore uscente fa volare il centrodestra, Tridico, delusione, PD, faremo i conti alla fine. Dopo le Marche, scrive Repubblica, il centrodestra vince anche in Calabria. Roberto Occhiuto fa il bis e viene confermato governatore con 16 punti di vantaggio sullo sfidante di centrosinistra Pasquale Tridico. Affluenza al 43%, sconfitto chi voleva batterci per via giudiziaria, dice l'esponente di Forza Italia, esulta la premier Giorgia Meloni, importante riconoscimento al buon governo, Antonio Tajani incassa risultato, si vince al centro, nel centro-sinistra non decolla il campo largo, il PD avverte i conti andranno fatti alla fine della tornata delle regionali e guarda al voto in Toscana domenica e lunedì. Domenica e lunedì. Vado all'interno di Repubblica, cosa dite? Cosa mi consigliate? Sì, dai. Allora, prima di tutto la Francia, pagina 4, leader nel mondo, debole a Parigi, sul paradosso di Emmanuel si gioca il destino dell'Europa. La Francia oggi è l'anello debole dell'Unione Europea, ma senza la sua spinta geopolitica l'Unione verrebbe travolta dai suoi nemici autocrati. I dati politici e quelli economici, scrive Andrea Bonanni oggi a pagina 4 di Repubblica, confermano come la Francia sia ormai diventata la grande malata di un'Europa che già di per sé non è certo in buona salute, ma la crisi nel giro di 12 ore per l'ennesimo primo ministro nominato dal presidente Macron ci dice anche che siamo di fronte a una malattia che è psichica prima ancora che fisica. Avete il potere di sfiduciare questo governo, ma non avete il potere di ignorare la realtà, aveva avvertito profeticamente il penultimo premier Bayrou rivolgendosi ai deputati che stavano per mandarlo a casa. Questo accecamento politico sembra aver contagiato non solo il Parlamento ma gli stessi vertici del paese, visto che Macron ha dato l'incarico a un nuovo fedele, Lecornu, che ha presentato un governo fotocopia di quello bocciato meno di un mese fa. Strano destino quello di Emmanuel Macron, eletto per la prima volta presidente nel 2017 in un quadro di totale disfacimento dei partiti tradizionali e che ora rischia di essere travolto da quello stesso disagio collettivo che lo aveva portato all'Eliseo. Doveva costituire l'argine del buonsenso di fronte alla marea montante dell'estrema destra populista. Oh, l'estrema destra populista e anti-UE guidata da Le Pen, ora si trova assediato non solo dai lepenisti, diventati ormai primo partito, ma anche da una sinistra populista e ugualmente anti-europea che è venuta crescendo sotto la sua presidenza. L'aspetto più paradossale è che in questi 8 anni alla guida della Francia Macron è stato senza ombra di dubbio il leader più carismatico d'Europa. E chissà quegli altri. Mi fermo, chiaro, pagina 4 di Repubblica, un paginone su quello che potrebbe accadere in Francia e di riflesso in Europa. Giro ancora sul quotidiano La Repubblica.
Sì, naturalmente la Calabria, bis di Occhiuto, distacco di 16 punti, più della metà non vota, ma che ci interessa è l'intervista a Occhiuto. Perché? Perché il titolo attira l'attenzione, ma non pensate al titolo. Molto spesso il titolo serve per attirare appunto l'attenzione e poi all'interno c'è scritta tutta un'altra cosa. Giurin giureta calein sci. L'autonomia prima le risorse. Il ponte non ha scaldato i cuori. Questo è il virgolettato dell'intervista al vincitore calabrese di Lorenzo De Cicco. Così dice Occhiuto, il presidente rieletto: mi sono dimesso per non farmi logorare, ora tutti sanno che starò qui altri 5 anni, non farò il leader di Forza Italia. Questa è già comunque una buona notizia. Il ponte sullo stretto? No, non ha scaldato i cuori. L'autonomia differenziata? Vado avanti nella mia battaglia, prima delle intese vanno trovate le risorse per i LEP. L'inchiesta per corruzione? Non volevo finire logorato, ora tutti lavoreranno sapendo che resterò altri 5 anni e non aspiro alla leadership di Forza Italia. Ringalluzzito dal risultato delle urne calabresi, per quanto straannunciato, Roberto Occhiuto si gode il momento davanti alla piscina dell'Hotel Mare Chiaro di Lamezia Terme, accanto la compagna e sottosegretaria Matilde Siracusano, ma sono qui anche come collega di partito. Presidente Occhiuto, vittoria larga soprattutto per Forza Italia, mentre la Lega si piazza quarta. Ma no, se si vedono i risultati delle liste, anche la Lega mi pare sia andata bene, risponde Occhiuto. Però diciamolo, il ponte non ha molto scaldato i cuori da queste parti, dice Repubblica Occhiuto. No, però io sono stato forse uno di quelli che ha utilizzato di più il ponte sullo stretto, non per l'obiettivo di attraversare il mare e andare in Sicilia, ma perché grazie a questa infrastruttura la Calabria ha avuto 3 miliardi 800 milioni per la strada 106 Ionica, definita spesso la strada della morte. Quindi non solo ponte, e il ponte chi lo fa? Taradabunzi bunzi ba, le industrie del nord. Prima tutti i governi investivano al massimo 1 miliardo. L'ho detto anche a Salvini, il ponte deve essere un attrattore di altri investimenti. Sull'autonomia differenziata, la sua battaglia interna al centrodestra andrà avanti? Assolutamente sì. Questa regione ha mostrato di avere una classe dirigente che non ha complessi di inferiorità, ma un ritardo di sviluppo. La Calabria è in ritardo, ma ce ne siamo accorti in senso buono, chiaramente, perché non abbiamo la stessa capacità infrastrutturale e fiscale di altre regioni. Quindi, prima dell'autonomia, che non temo, è giusto trovare le risorse per finanziare diritti sociali e civili, cioè i LEP. L'ha detto più autorevolmente di me la Corte Costituzionale. E in poche parole ha detto che non siamo capaci, quindi che autonomia ci volete dare? Non siamo buoni. Scherzo. Quanto pesa ancora l''ndrangheta qui? Risponde il neoeletto e riconfermato presidente della Calabria. La 'ndrangheta c'è ancora, ma una maggiore presenza in Lombardia o in Veneto. Tiè, hai visto? A furia di venire qua in vacanza e ormai è tutta qua la 'ndrangheta. Qui abbiamo magistrati validi, poliziotti, non può essere uno stigma. Stigma, questi ragazzi parlano solo di stigma, parlano così. A proposito di magistrati, lei si è dimesso qualche mese dopo aver ricevuto un avviso di garanzia per corruzione. Che messaggio esce dalle urne? Mi sono dimesso perché dopo l'inchiesta vedevo come venivo percepito dai collaboratori, da altri dirigenti, come un presidente dimezzato. Mi sono reso conto che alcune pratiche che in passato avrei risolto in 1 minuto restavano bloccate. Non volevo finire logorato, i calabresi l'hanno capito. Poi prosegue l'intervista su Repubblica a Occhiuto. Nuovo flop del Movimento 5 Stelle, centro-sinistra in panne, ora si cambi passo. Lo sconfitto, Tridico, grande delusione. Conte, mettiamoci in discussione. AVS, l'unità da sola non basta. Beh, ci vuole un bel congresso per il PD. Attenzione, pericolosamente all'interno del quotidiano Repubblica, perché
c'è Gianni e c'è l'Albanese. Wow, un duetto incredibile. Perché non fanno una canzone insieme? Pagina 8 di Repubblica, Gianni, dove governiamo l'alleanza larga funziona. Si vince con la concretezza. Nella pagina 15 invece Albanese, onorificenze contestate e lei, critica Segre, non è lucida. Signori, c'è la pausa musicale con il pianista Vito Mastrofrancesco, ma restate lì perché tra poco fuochi artificiali. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Beh, certamente, qui da noi non sentite i soliti artisti che ascoltate su RTL, su Radio DJ, no, qui c'è tutta un'altra musica, solo artisti sconosciuti che noi chiamiamo indipendenti, proprio perché non dipendono da nessuno, non hanno case discografiche importanti, sono quasi tutte autoproduzioni ed è per quello che facciamo la differenza, cerchiamo di non annoiarvi dicendovi notizie non scontate mentre stai guidando. Autoproduzioni, era una battuta, signori. Quanto ti devo per questa battuta? C'è 2 euro, 20 euro. Che cacchio, la prossima volta chiudo il microfono. Roba buona dal punto di vista delle notizie, ma anche dal punto di vista musicale, che Sammy Varina ogni mezz'ora vi lancia e poi decidete se è una porcheria oppure no. Vito Mastrofrancesco di sicuro non lo è, per laconica emozione. Pensate, dal conservatorio alla discografia internazionale, ha fatto canzoni anche per la Pausini, oggi autoproduttore di opere nate all'insegna del relax. E a chi si sta rilassando pucciando il biscotto nella colazione, buongiorno da Sammy Varinone. Leggiamo qualche WhatsApp che sta arrivando al 3406709659. Porla, quanti whatsapponi, grazie. Marcello, oggi a voto segreto si vota per la revoca dell'immunità alla Salis, minuscolo apposta. Faranno sciopero di protesta anche per questo, non scherzare. Tiratori, guarda, 100 euro, franchi tiratori. Buongiorno Sammy, se loro festeggiano il 7 ottobre, anche noi dobbiamo festeggiare. Il 7 ottobre c'è stata la vittoria di Lepanto.
Grazie per avermelo ricordato, perché oggi si trovano per festeggiare Hamas, non lo sapevi, a Bologna, manifestazione vietata, ma la faranno lo stesso. Gli amici musulmani, quelli che vi fanno la pizza, ragazzi miei, mamma mia, ma io vorrei una bella polenta taragna, ma non c'è nessuno che fa la polenta taragna e te la porta a casa? È possibile sta cosa? Se avete idea scrivetemi 340670969, che la porti anche qua in redazione, va bene. Però mi piacerebbe sapere quanti veri italiani c'erano a quelle manifestazioni pro Palle e quanti cosiddetti italiani che non si sentono italiani, quanti Maranza, quanti Black Bloc, quanti LGBTQA+, brava Clara, meditazione interessante. Certo, quelli che hanno organizzato la manifestazione dovrebbero saperlo. La verità è che tutto ciò sta sfuggendo di mano alla politica. Gli piacerebbe la politica inglobare la marea di gente che manifestava in questi ultimi giorni. Sta sfuggendo di mano e la cosa è parecchio pericolosa. Buongiorno Sammy, ma in Calabria l''ndrangheta per chi ha votato? A occhiuto, a croce direi, non a sinistra, io non lo so. Non lo so, me ne lavo le mani e anche i piedi, però sicuramente avranno votato qualcuno. Chi ha pagato per far rientrare gli ex flotilla? La Meloni aveva detto che si sarebbero pagati loro il biglietto aereo, ma penso abbia pagato Israele, dai, sì. Buongiorno Sammy, oggi si corre la Trevalli Varesine nella nostra zona. Ci sarà un po' di disagio sulle nostre strade, però è tanta roba bella da vedersi con le bellezze della nostra provincia dei laghi. Grazie Marco da Cassano Magnago. La Tre Valli gira per le zone di Varese e chiudono le strade, per cui attenzione, se avete appuntamenti importanti nella zona partite con buon anticipo. E ancora la canzone la cauzione va benissimo, ma deve essere di un importo talmente alto che debbono essere costretti a fare una scrematura potente da partecipare in 4 gatti. Marco, a sinistra stanno già mettendo in campo diverse giustificazioni: astensionismo, compravendita di voti, vuoi comprare qualcosa? Ignoranza politica, hanno sbagliato a votare, vero, e allora sai che faccio? Vado di torno sul quotidiano Repubblica. Signori, c'è un po' di apprensione in Toscana. Pagina 8 di Repubblica, Giani, dove governiamo l'alleanza larga funziona, si vince con la concretezza. Il governatore della Toscana al voto questa domenica e lunedì prossimo a caccia del bis. Non mi farò contagiare da fattori esterni. Ma come? Giani non beve la Gazza Cola? Presidente Eugenio Giani, ora tocca a lei. Dopo la doppietta a destra, quanto le tremano le gambe da 1 a 10? Sornione, Giovanna Vitale. Risponde lui: inutile dire che sento forte la responsabilità di vincere e dimostrare che una visione progressista della società non solo esiste, ma in prospettiva si può affermare in tutto il paese, risponde il governatore uscente della Toscana in corsa per il bis. Lunedì sarà l'inizio della riscossa, dice Repubblica, utile anche a frenare le pulsioni picciu distruttive che già cominciano a circolare nel campo largo. Pulsioni distruttive, risponde Giani. Credo che un successo in Toscana aiuterà a lanciare un messaggio chiaro pure a livello nazionale, ossia che il centrosinistra non è bravo soltanto a fare opposizione, ma può essere una forza di governo molto migliore del centrodestra. Gli asili nido gratis, il fine vita medicalmente assistito, proprio ti vengono a prendere a casa, no? Vuoi morire? Prego. Il salario minimo posto come elemento premiale alle imprese, alle cooperative che partecipano alle gare per appalti o forniture della regione e del sistema a essa collegato come la sanità, sono tutte misure. Cos'è che ho letto? Non ho capito niente. Sono tutte misure che abbiamo già fatto. Sono la prova di una cultura di governo che può diventare un'alternativa al governo delle destre nel paese.
Lei però parte avvantaggiato, la Toscana è sempre stata rossa, gli ricorda Repubblica, se lo ricordano da soli, se li suonano e se li cantano. È vero, ma non è un caso, il voto esprime fiducia nella capacità di proposta di chi si candida alla guida delle regioni. I toscani dopo 5 anni sanno cosa ho fatto e cosa potrò ancora fare per loro, ma la pesante sconfitta in Calabria e nelle Marche non dimostra che mettere tutti dentro non è sufficiente per vincere? Chiede Repubblica a Giani. Ogni regione ha la sua storia, la sua identità, le sue specificità. Realizzando il campo largo, noi creiamo coesione e solidità tra forze accomunate da valori simili e stessi obiettivi. Ci serviranno per governare insieme, creare le condizioni di battere a destra tra 2 anni alle politiche. Vabbè, ragazzi, è una super intervista questa, Repubblica, lo so, è una cosa strana da comprare, ma io ve la consiglio. Quest'oggi la leggete e poi la regalate al vostro vicino di casa comunista. Pagina 8 c'è l'intervista con Giani che ha una certa apprensione, parlando un linguaggio che noi, che non siamo di sinistra, non comprendiamo, però fuoriesce una certa apprensione. Questa domenica, questo lunedì, si vota in Toscana. Se avete parenti o amici, o se ci ascoltate da lì, un whatsappino, perché il centrodestra governa ormai quasi tutte le province della Toscana ed è ora di prendere in mano anche la regione, almeno provare. Pagina 15, Albanese, onorificenze contestate, lei critica Segre, non è lucida, rispetto alla senatrice a vita ma su Israele condizionata, polemiche per le cittadinanze ricevute in questi giorni. Sì, Francesca Albanese, relatrice speciale sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, sta facendo chiacchierare, agita politica e opinione pubblica, dagli schermi televisivi alle aule dei consigli comunali. A Bologna ieri hanno votato con i voti della maggioranza di centrosinistra e qualche mal di pancia anche in questo campo la cittadinanza onoraria. Questa giurista, relatrice speciale delle Nazioni Unite, sanzionata dagli Stati Uniti per il suo rapporto sul genocidio in atto in Palestina. E oggi l'attendono a Genova, anche se l'incontro, cui potrebbe partecipare anche la sindaca Salis, provoca polemiche perché oggi è il 7 ottobre, secondo anniversario dell'attacco terroristico di Hamas in Israele. Marco Bettazzi oggi, un bel paginone a pagina 15, e proprio a questo proposito piazze pro 7 ottobre. Non avete sbagliato a capire, cioè oggi si ricorda il massacro di Hamas e attenzione, quello che ha fatto in Israele e che ha fatto molte volte anche in giro per il mondo, anche qui in Europa, e questi festeggiano il massacro di Hamas con la kefia, signori. Puoi comprare una kefia? Guarda, oggi la vendo proprio a basso prezzo. Oh, fa finta anche di non ascoltarmi in regia, Francesco. Adesso te la metto lì, 10 euro ci scrivo il fogliettino, no? Piazze pro 7 ottobre, da Bologna a Torino, allarme del Viminale. I giovani palestinesi, giornata di resistenza, capito? È stata una resistenza quella che Hamas ha fatto, ammazzando migliaia di persone anche nel resto del mondo. È resistenza. Manifestazioni vietate. Il presidente dell'UCOI però si dissocia. Noi non ci saremo. Sì, guarda, bravo UCOI, ma sei l'unico. E poi, insomma, parole, dice una canzone. Sì, andiamo anche su qualche altro giornale, perché tu dici, no, non è che c'è soltanto la Repubblica, e allora vi faccio sognare con il quotidiano La Verità, che oggi titola Umiliati. Umiliati. Non si governa con alchimie e contro gli elettori. In Francia l'ennesimo esecutivo raffazzonato da Macron per non mollare l'Eliseo dura appena 836 minuti. In Calabria il Campolargo incassa l'11ª pesante sconfitta. Tridico, papà del reddito di cittadinanza, resta a quasi 20 punti di distacco da Occhiuto. Un progetto da archiviare, malgrado le supercazzole di Renzi, che non a caso si ispira al Napoleone fallito. Umiliati, titolo principale del quotidiano
La Verità con Maurizio Belpietro che dice che c'è un filo conduttore che collega le dimissioni del governo Le Cornu in Francia e la plateale sconfitta subita dal Campolargo in Calabria. In centropagina Propale e Maranza festeggiano il pogrom. Negli scontri degli scorsi giorni in prima fila c'erano stranieri di seconda generazione manovrati dai centri sociali, come denuncia il prefetto di Torino. Oggi si replica a Bologna con manifesti che inneggiano al massacro del 7 ottobre. Ma avete sentito? Sempre più forte la saldatura tra Maranza e antagonisti per far sprofondare l'Italia nel caos. Avete capito? Per far sprofondare l'Italia nel caos. Questo è quello che vogliono quelli che hanno manifestato in questo weekend. A Bologna i giovani palestinesi oggi festeggiano il massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre. Piantedosi dice si tratta di apologia di atto terroristico, mentre a Genova la comunità ebraica protesta contro la presenza di Francesca Albanese. Salis sposta la location. Prima pagina direi potentina quella del quotidiano La Verità. All'interno Meloni più forte, con Macron e Merz in tilt, come vi dicevo, siamo gli unici che resistono in Europa. Dazi, difesa, Africa, Medio Oriente, sono tanti i dossier su cui Parigi ci ha messo i bastoni tra le ruote in questi anni. La crisi politica francese apre più spazi al Premier e al contempo mette con le spalle al muro i Dem, orfani del loro tutore estero, scrive Martino Cervo oggi sul quotidiano La Verità, che ricorda anche lo storico sorpasso dei nostri BTP. Ora costano meno dei titoli cugini. Un tempo porto sicuro, il paese transalpino, la Francia, diventa più rischioso per gli investitori. Dan, da, da, da. Francia e regionali lo dimostrano. Agli elettori non piacciono i parolai. I flop del governo Le Cornu e del Campolargo pure in Calabria confermano che le presunte alchimie politiche non bastano per convincere i cittadini, i quali, transalpini o italiani, non si fanno abbindolare dalle chiacchiere. A proposito di abbindolare, Salis, oggi il parere dell'Eurocamera sulla revoca dell'immunità. Oltre a quelli della sinistra, le servono altri 40 voti per evitare il processo. Si decide oggi il destino di Ilaria Salis. Il Parlamento UE voterà sulla revoca dell'immunità richiesta da Budapest per processarla per le presunte aggressioni a militanti neonazisti del 2023. Il voto sarà segreto. Il centrosinistra non ha i numeri, serviranno 40 defezioni nel PPE, che però ha dato indicazione di votare per la revoca, ok? Preparate birra gelata e popcorn intorno a mezzogiorno. Siamo sempre sul quotidiano La Verità. La Lega, figuraccia, tornino al voto. La maggioranza commenta la crisi a Parigi. Vannacci, Macron, il fallito fallisce ancora. Gasparri, Forza Italia, una volta ridevano di noi. Berlino minimizza, non drammatizzare. Ok, non drammatizziamo. Intanto però i centri sociali stanno fomentando i Maranza per creare il caos in Italia. Attenzione, Matteo Carnielletto purtroppo potrebbe prevedere il futuro. Il prefetto di Torino segnala i legami tra antagonisti e gli immigrati di seconda generazione in piazza per sostenere la causa della striscia di Gaza, una bomba a orologeria che può esplodere da un momento all'altro. Ragazzi, mi spiace, ma oggi forse è meglio acquistare La Verità. Mi sa che ci conviene. Hanno devastato Portanuova, aggredito la polizia con bottiglie e pietre. Landini si smarca, ma la violenza fa ormai parte di chi sfila con lui. E oggi ricordiamo i cristiani che sconfissero l'Islam. Sembra incredibile, eh? Sembra incredibile. Oggi ne parliamo, eh? Alle 9 abbiamo Giulio Curatella. Trasmetterò la canzone che Giulio ha composto per Charlie, Man of Freedom, Charlie Kirk. Alle 9 di questa mattina intervistiamo l'autore di Charlie, Man of Freedom, canzone che trovate ad esempio su Facebook, e gli chiederemo anche questa cosa, ragazzi. Oggi da una parte
si ricorda la strage di 2 anni fa di Hamas contro Israele, ma anche la battaglia di Lepanto. La grande lezione della battaglia di Lepanto, combattuta il 7 giugno 1571, e la jihad dei giorni nostri. Bello, bello, direi, questo articolo sul quotidiano La Verità, e solo sulla Verità si ricorda Lepanto. Palestinesi a Bologna, pronti a inneggiare al pogrom di Hamas. Ci va giù pesante a pagina 9 La Verità. I musulmani celebrano l'anniversario del massacro. Piantedosi, apologia di terrorismo, proteste per l'albanese a Genova. Solo un trafiletto, ma ne parleremo di più su altri quotidiani. I collettivi rossi aggrediscono i giovani leghisti. Ancora odio da parte dei collettivi, questa volta accade a Torino, presso il campus Einaudi, dove un banchetto dei giovani della Lega è stato assaltato da alcuni antagonisti. Attimi di rabbia e violenza, il solito copione, con i soliti slogan: fuori sionisti dall'università, fuori fascisti da questa città. Manolo Maugeri e Gianmarco Moschella, rispettivamente coordinatore provinciale e cittadino della Lega Giovani Torino, hanno subito condannato l'accaduto, ritenendo inaccettabile che in un luogo che dovrebbe rappresentare il confronto delle idee, qualcuno pensi di poter decidere chi può e chi non può esprimersi. Continueremo a essere presenti negli atenei con coraggio e determinazione. Proprio anche di questo, del fatto che oggi non si può neanche parlare se non hai un certo pensiero unico. Bene, parleremo alle 9 questa mattina, trasmettendo la canzone dedicata a Charlie Kirk, Charlie Man of Freedom, di Giulio Curatella, e sentiremo proprio Curatella. Giro la pagina, ancora sulla Verità, pagina 19, Prevost taglia le unghie allo IOR, non avrà più esclusiva sui soldi. Procede la rivoluzione di velluto del Papa, tolte alla Banca Pontificia le prerogative che Francesco le aveva assegnato nel 2022, tornano centrali il ruolo dell'APSA e del segretario di Stato Parolin. Nino Nunseri ci racconta come prosegue lenta e inesorabile la rivoluzione di velluto di Leone XIV. Questo ed altro sul quotidiano La Verità. L'ultima segnalazione, questa è veramente pazzesca, pagina 21, a proposito di pensiero unico, Amazon ha tolto la pistola a James Bond, signori. Francesco Borgonovo ci ricorda: la piattaforma americana nella promozione dei titoli su 007 si macchia dell'ennesimo sfregio politicamente corretto, locandine ritoccate per far sparire dalle mani della spia la leggendaria Walter. L'effetto è grottesco, l'agente segreto sembra un indossatore. Eccolo qua, lo vedete in radiovisione, ragazzi, Sean Connery disarmato, Daniel Craig senza mani, zac, gliele hanno mozzate perché c'aveva in mano il pistolone. L'agente segreto più famoso del mondo questa volta ha perso la licenza di uccidere, anzi ha perso anche la licenza di sparare, persino di portare armi. Accade perché dal 1° ottobre Amazon detiene i diritti della serie cinematografica di James Bond e ha deciso di festeggiare organizzando un Bond Day promosso con una robusta campagna promozionale. Peccato che dai manifesti pubblicitari con le immagini dei vari agenti 007 della storia siano state rimosse le pistole. Ne parla Francesco Borgonovo oggi sul quotidiano La Verità. Sono proprio dei pistola questi, signori. 8:23, sì, buongiorno, grazie a chi mi sta scrivendo al 340 6709 659. Tra poco leggo i vostri messaggi, ma adesso certamente vado all'interno del quotidiano Il Corriere, richiestissimo, bis del centrodestra occhiuto sopra il 57%, campo largo e flop, restiamo uniti, la nostra è una maratona, dice l'esponente Dem. Nel PD tensioni sull'alleanza, i riformisti che dicono basta populismo, parla la Quarta Pelle, ora proposte serie, perché quelle di prima appunto non erano proprio serie. Tridico, e mo te lo dico, pesano le difficoltà dei 5 Stelle, ma Schlein ai suoi, andiamo avanti.
Dall'altra parte i partiti di maggioranza festeggiano. Forza Italia stacca Fratelli d'Italia e la Lega. Dall'inchiesta alla rielezione, la sfida vinta di Occhiuto: contro di me tanta violenza, questa regione va pacificata. Ma noi andiamo a pagina 9 del quotidiano Il Corriere, perché c'è l'intervista a Matteo Salvini. Il centrodestra unito vince, fermeremo l'onda rossa di odio anche con leggi più severe. Marco Cremonesi. Vice Premier Matteo Salvini, oggi è il 7 ottobre, anniversario del terrificante attacco terroristico di Hamas. È fiducioso che il piano Trump possa dare respiro al Medio Oriente? Dice Salvini. Sì, tutti dobbiamo esserlo, anche se qualcuno spera nel fallimento e nel caos. Il fatto che ci sia il sostegno dei paesi arabi è decisivo, come quello del Santo Padre. Tutti riconoscono l'impegno concreto del presidente americano, che la sinistra vede ancora come un demonio, a partire dai Pro-Pal. Sono indignato per i troppi episodi di intolleranza contro gli ebrei, contro studenti, professori, turisti, che ci riportano agli anni più bui del Novecento. Fermeremo questa onda rossa di odio anche con leggi più severe. Il fatto che Bruxelles abbia sostenuto il piano migliora la sua considerazione dell'Unione Europea? Chiede il Corriere a Matteo Salvini. L'Europa è da anni assente e ingiustificata, come anche in Ucraina. Bruxelles ha preso atto che la strategia di Trump può essere vincente e si è accodata, per fortuna senza fare danni, ma l'Unione Europea a guida franco-tedesca non esiste più. In questo senso l'Italia è sempre più centrale e può confermare l'antica tradizione di equilibrio diplomatico nel solco di Craxi e Berlusconi. Anche Macron pare in difficoltà, dice Salvini. Bisogna stare attenti che Macron, disperato per i problemi in patria, non cerchi di alimentare conflitti lontani da Parigi per salvare il suo potere al lumicino. I bombardamenti sull'Ucraina continuano, mentre aumentano gli avvistamenti di droni sull'Europa. Non le pare che Putin non abbia alcuna intenzione di fermarsi? Risponde Matteo Salvini. Anche in questo caso dobbiamo sostenere gli sforzi di pace del presidente Trump e non inseguire guerrafondai in giro per l'Europa. Noi abbiamo sempre sostenuto gli aiuti all'Ucraina aggredita e saremo in prima linea nel processo di ricostruzione. Ma 19 pacchetti di sanzioni hanno fermato il conflitto? Non mi sembra, anzi le imprese italiane stanno pagando un conto salatissimo. Bisogna tutti insieme moltiplicare gli sforzi per una mediazione che immagino potrà prevedere la cessione di parte dei territori persi in questi anni e tutte le necessarie garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Anche in questo caso le parole di Papa Leone indicano la via da seguire. Il 10 ottobre sarà trascorso un mese dall'assassinio di Charlie Kirk. Non ritiene che l'omicidio abbia diviso ulteriormente le forze politiche? Risponde Matteo Salvini oggi sul Corriere. Ricordare Kirk significa affermare che la libertà di pensiero e parola non può essere messa in discussione. Mai, da nessuno. Come si fa a festeggiare la morte di un ragazzo di 31 anni? Come si fa a dire in TV che siccome aveva delle idee forti se l'è cercata? La cultura, i valori, i diritti del mondo occidentale sono sotto attacco di fanatici e violenti. Per questo sabato 14 febbraio chiameremo a Milano i patrioti da tutta Europa per difendere diritti e libertà. Avete segnato in calendario? Sabato 14 febbraio, manifestazione della Lega e dei patrioti da tutta Europa per difendere diritti e libertà a Milano. E di Charlie Kirk ve lo ricordo ancora, parliamo questa mattina alle 9 con chi ha fatto una canzone bellissima, trasmessa anche in America da alcune testate giornalistiche proprio su Charlie Kirk. Giulio Curatella si chiama. Torniamo in Italia. Si aspettava il risultato della Lega in Calabria? Chiede il Corriere a Matteo Salvini. Risultato straordinario, storico, emozionante. Trainiamo la coalizione in città importanti come Lamezia Terme. Abbiamo numeri fantastici a Reggio Calabria. Abbiamo conquistato col lavoro la fiducia della maggioranza dei calabresi e mi riferisco soprattutto al ponte sullo Stretto. Mi ricompensa di tanto impegno. La Lega cresce e unisce, anima fondamentale del centrodestra. In Calabria abbiamo quasi raddoppiato i voti rispetto alle politiche. L'ex coordinatore Fratelli d'Italia in Sicilia è passato alla Lega. Nelle ultime settimane i cambi di casacca sono stati quasi quotidiani. Non è un rischio per l'unità della maggioranza? Risponde Salvini. Ma no, il centrodestra è unito come lo è da decenni. I cittadini ci scelgono per questo. Anzi, io continuo a sperare che
che anche in Europa ci possa essere un accordo di tutte le forze alternative alla sinistra. Vedremo oggi con il voto per salvare la poltrona alla Salis se qualcuno nel segreto dell'urna tradirà il centrodestra europeo. Negli ultimi giorni milioni di persone sono scese in piazza per la Palestina, forse anche contro il governo. È un segnale preoccupante? Risponde Salvini. La democrazia non è mai preoccupante. Che tanti giovani si interessino e manifestano è una buona notizia. Mi preoccupa invece la violenza. C'è di una certa sinistra che finge di non vedere o addirittura giustifica. Ragazzi, parlo direttamente a voi. Non fatevi strumentalizzare o coinvolgere in atti violenti. Bloccare un treno o un'autostrada è un reato penale, si rischiano anni di carcere. Un conto è chiedere pace e giustizia per la Palestina, un altro conto è bloccare le stazioni o mandare all'ospedale 125 poliziotti. Attenti ai cattivi maestri che nel secolo scorso hanno rovinato un'intera generazione. Lei ha detto che i manifestanti devono rispondere dei danni che causano. Come intendete mettere in pratica questa volontà? Dice Salvini, pretendendo una cauzione personale per chi organizza le manifestazioni. Se va tutto bene, la somma viene restituita. In caso di danni, pagano i responsabili. Chi ripagherà i 200.000 euro di danni in stazione a Milano o quelli ai tanti monumenti imbrattati? Tutti gli italiani? No. Chi rompe paga. E prosegue l'intervista a pagina 9 del quotidiano Il Corriere, altro quotidiano candidato a essere acquistato. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Ulteriore aumento della pressione sull'Italia con bel tempo quasi ovunque. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud con cielo sereno, al massimo parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio sempre buono su tutto il paese, da segnalare solamente qualche lieve disturbo sulle aree adriatiche meridionali. Temperature massime in aumento, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto agli ascoltatori da Alberto Acerbis, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, andate, se volete, visitare il nostro sito olioacerbis.com, perché noi siamo in raccolta della bava di lumaca in questi giorni e prepariamo tutto quello che riguarda il mondo elicoidale della chiocciola. Quindi è disponibile lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free per la tosse grassa e la tosse secca, è disponibile gastro free per chi soffre di reflusso gastroesofageo, è disponibile tutta la linea cosmetica per l'inverno alla bava di lumaca, la conoscete benissimo, la Rimas, una crema straordinaria, chiaramente certificata da BioCert Italia, un prodotto biologico. Quindi il mio consiglio stamattina è questo: se avete tempo, se volete, olioacerbis.com, andate a vedere la sezione della cosmesi oppure dell'integrazione, ritrovate un mondo straordinario. Se devo, se posso, se mi va, se volete ascoltarmi, vi voglio bene lo stesso, andate e leggete bene per quanto concerne lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free. Guardate, questo è un prodotto che noi produciamo e consigliamo da 22 anni. Chi ci segue da tanto tempo lo sa, forse anche di più. Quindi olioacerbis.com, sezione, se volete l'olio lo ordinate, se volete i prodotti alla bava di lumaca, compreso gastro free per chi soffre di gastrite, chi soffre di reflusso gastroesofageo, e in modo particolare dovete focalizzarvi secondo me su bronco free. Leggete e poi potete ordinare anche da lì. olioacerbis.com. Scrivete come ci è conosciuto Radio Libertà, perché io vi faccio un bellissimo regalo, perché lo meritate. Grazie, buona mattina, in alti cuori, avanti tutta, Maimula Tenardur, ci vediamo alla prossima. Ciao.
giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ciao a tutti, sono Elisa, benvenuta e grazie mille di aver messo Al di là del mare in questa radio. Questa canzone parla di ricordi e passato che sono fondamentali per la vita e per sognare ancora. Buon ascolto. Ciao! Non bisogna perdersi tra illusioni ed alibi. Serve solo un minimo di verità, un po' di sincerità per tornare ad essere me. Non bisogna esprimersi prima di conoscersi. Non esiste specchio senza immagine, tuono senza fulmine. La tempesta tornerà, volerò con l'anima un giorno. Dentro me l'ossigeno brucerà. Lasciami qui, voglio scrivere 1000 pagine. Lasciami qui, tra ricordi noterò. Quante cose inutili restano per secoli, come scogli in mezzo ad un oceano. Gli orizzonti tremano, i pensieri affondano, sabbia tra le nuvole, onde come favole. Nella mente le riascolte vedute, occhi tra le pagine, storie che si perdono. Volerò con l'anima nel mondo, fino a che l'ossigeno basterà. Lasciami qui, voglio scrivere 1000 pagine. Lasciami qui, tra ricordi noterò. Che ne sarà di quei marinai che sognavano di vivere al di là del mare? Lasciami qui, voglio scorrere 9 pagine. Lasciami qui, tra ricordi noterò. Non possiamo perderli, quei ricordi. 16 anni. 16 anni, sì, a 16 anni, proprio così. Decisamente da riascoltare per sentire le inflessioni di una voce ancora magari imperfetta, ma che potrebbe diventare qualcosa di importantissima nei prossimi giorni. Perché no?
Sta andando benissimo sugli store digitali, su internet. Elisa Benvenuto da Sisi con questa canzone appena uscita che si intitola Al di là del mare. Qualcuno la ricorderà perché l'altra settimana ha partecipato alla prima puntata di Tu sì che vales. Sarà la scrittura emotiva di Daniele Piovani che la sta aiutando moltissimo e lui è un professionista serio e ha scritto per Scialpi, per tanta bella gente. Fatto sta che si sta facendo largo questa giovanissima Elisa Benvenuto che non vediamo l'ora di ospitare nei nostri studi. Con il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varin su Radio Libertà, rassegna stampa, facciamo insieme il punto della situazione notizie attraverso i quotidiani del mattino, ma anche con i vostri messaggi al 340 67 09 659. Qualunque cosa vi baleni in testa, ditemela. Caro Sammy, Macron cosa aspetta a lasciare lo spazio alla nostra amica Le Pen? Ah, lasciare lo spazio alla nostra amica Le Pen. Quella sarebbe davvero la rivoluzione, e non solo in Francia ma in Europa. E ricordatevi che in Maranza saranno i nostri tagliagole. Dai, che ottimismo mattutino! A sinistra stanno già mettendo in campo diverse giustificazioni: astensionismo, compravendita di voti, ignoranza politica, hanno sbagliato a votare. È vero, se parano di nuovo il culo alla Salis, si crea un precedente e finiremo col proteggere i picchiatori antagonisti dei centri sociali. Ci scrive ancora Marco. Il centrodestra vince ma la Lega perde. Salvini non lo votano neanche con i miliardi del Ponte. Lui si agita, continua a fare il fascista più dei fascisti, ma ormai non se lo fila più nessuno. Faccia come Renzi, lasci la segreteria. Oh, e salutiamo questo amico Piddino, i Piddini sono tutti lì che applaudono. Dai, che vinciamo noi, eccetera. Ragazzi, si fa squadra, la politica, non so se l'avete capito, è una giostra. In Calabria il governatore uscente era di Forza Italia, ha vinto Forza Italia. Sarebbe stato un po' strano se avesse vinto la Lega in Calabria con un governatore di Forza Italia, ma per questo ascoltatore Piddino va bene qualunque cosa, basta attaccare la Lega. Bravo, che comunque ascolti la radio con di sopra proprio l'ufficio di un certo Matteo Salvini. Buongiorno Sammy, abbiamo visto tutti l'altro giorno decine di poliziotti feriti mentre facevano il loro dovere. Purtroppo le persone fermate sono state poi segnalate col foglio di via e solo 2 gli arrestati che usciranno tra poco. Capisco che c'è una magistratura complice o che comunque si muove un po' a sinistra, è però ormai imprescindibile e necessario che il nostro governo faccia un recinto nel quale i magistrati possono muoversi. Li chiudiamo nel recinto? No, ovvero quelle leggi che non si prestino a interpretazioni contrarie al buonsenso. Chi delinque deve stare dentro e se straniero magari espulso. Ricordo che sono oggi 1080 giorni di governo Meloni. Vogliamo fare qualcosa? Bravo Umberto, bravo. Salvini, mai che tenga la barra dritta sulle idee della Lega in politica estera. Quando parla mi sembra di vedere la fiammella di una candela quando c'è vento. Ragazzi, quando sei al governo, quando sei un ministro del governo, devi soppesare ogni parola. Ma mi devo insegnare tutto, ragazzi miei. Dai, piante dosi e il governo devono tirare fuori le palle, espellere gli stranieri che manifestano pro Hamas e se sono minorenni, fuori anche i genitori perché ne sono responsabili. Ci scrive invece Roberto. Grazie dei vostri messaggi, poi ritorno a leggerli, ce ne sono tantissimi, ma adesso corro sul quotidiano Il Giornale. In taglio alto, 2 anni dal 7 ottobre di Hamas, la strage dimenticata ma non da noi, confiamma Nierstein. In centropagina, vince la piazza di destra, nelle urne schiaffo a Landini e company. In Calabria stravince Occhiuto, batosta per il grillino tridico e per il campo largo, ribattata la narrazione dei cortei antigovernativi. Caos Francia, Macron senza premier, un paese malato e senza identità. Albanese fuori controllo, altre offese alla Segre. Non è lucida, dice Francesca Albanese, relatrice ONU per la Palestina.
Alessandro Sallusti di spalla il suo editoriale L'onda alla deriva. L'onda della flottia si infrange anche sullo scoglio delle elezioni regionali in Calabria e lo fa con una forza devastante, tale da mettere seriamente in dubbio la narrazione di questi ultimi giorni sulle magnifiche piazze che stanno cambiando il corso della politica. Al netto della sciagurata idea della sinistra di candidare il fallimentare grillino Pasquale Tridico, non a caso detto Pasquale Cettola qualunque, il doppio KO elettorale in 7 giorni, una settimana fa era toccato alle Marche, stride con l'ipotesi che gli italiani siano disperati e in rivolta contro il governo di Giorgia Meloni. Ammesso ma non concesso, stante i dati forniti dal Viminale, che 2 milioni di cittadini, come sostiene la CGIL di Maurizio Landini, siano scesi in piazza, vuol dire che siamo di fronte a un fenomeno simile a quello dei carri armati del Duce, che sembravano tantissimi, ma che in realtà venivano spostati da una parata all'altra per impressionare l'opinione pubblica. Erano sempre gli stessi 10, buoni per i cinegiornali, ma non per vincere la guerra. Nel senso che ci sono ben più milioni di italiani di destra e di sinistra che di confondersi con i terroristi di Hamas, di fare da scudo agli estremisti che occupano le tangenziali e devastano le stazioni, di avere a che fare con il filo Hamas Francesca Albanese che ride a Liliana Segre, proprio non ne vogliono sapere. Una sinistra violenta e portatrice di odio può alzare anche un punto di scena ai conduttori di La 7, altrettanto invasati e frustrati dai risultati elettorali, ma fa paura innanzitutto ai suoi elettori dotati di un minimo di buonsenso, che Pietro Nenni lo aveva capito nel 1948, l'indomani della prima sconfitta elettorale del Partito Socialista, piazze piene, urne vuote. Chi pensa non a riempire, cosa legittima, ma a usare le piazze come una clava, non è mai andato lontano, perché quel tipo di piazza, indipendentemente da quanto popolata, è in verità vuota, vuota di idee e contenuti, tanto da finire inevitabilmente in balia delle sue frange più estreme e dei flottanti che stanno portando alla deriva anche la sinistra più moderata. Così il quotidiano Il Giornale con l'editoriale di Alessandro Sallusti. All'interno, ma anche su altri quotidiani, oggi appunto si ricorda 7 ottobre con un paginone che recita: è ancora il 7 ottobre, un avviso a pagamento a cura di Associazione 7 ottobre. Bambini, donne, uomini, ebrei, musulmani, beduini, cristiani. Il 7 ottobre 2023 Hamas ha trucidato tutti. 1200 morti, 251 rapiti, di cui 48 ancora ostaggi di Hamas, roghi umani, stupri multipli e di gruppo, mutilazioni, efferatezza e crudeltà, una violenza senza pari. Non è certo la prima volta che il terrore jihadista attacca il mondo libero. Twin Towers di New York, 2001, Stazione di Madrid 2004, Bataclan di Parigi 2015, aeroporto di Bruxelles 2016 e altri ancora. Ma quello che è successo il 7 ottobre è qualcosa di mai visto prima, una nuova dimensione dell'orrore che mina il nostro futuro. Sì, è ancora il 7 ottobre, perché l'ideologia della violenza e dell'odio ogni giorno si infiltra nelle piazze delle città italiane e nei social media e sta permeando i luoghi dove si forma il pensiero, le scuole, le università, la cultura e i mezzi di informazione, mentre il terrorismo si arma di nuovo. Non dimentichiamo il 7 ottobre, difendiamo i valori del mondo libero. Avete sentito? Questo odio sta permeando i luoghi dove si forma il pensiero, le scuole, le università, la cultura, i mezzi di informazione. Questo è un paginone interessante da leggere e rileggere dell'associazione 7 ottobre. Giro la pagina, siamo sul quotidiano Il Giornale e a proposito appunto la contestazione all'Università di Torino. I collettivi buttano fuori la Lega Giovani. Momenti di tensione al campus Einaudi di Torino durante un presidio pacifico organizzato dalla Lega Giovani per chiedere la fine delle occupazioni nelle università. Alcuni studenti pro Pala hanno contestato l'iniziativa intonando cori come "fuori la Lega dall'università" e
anche oggi non entrate. I militanti del movimento giovanile leghista hanno definito inaccettabili le contestazioni rivendicando il diritto alla libertà di espressione. È assurdo che in un luogo deputato al confronto qualcuno pretenda di decidere chi può e chi non può parlare, hanno dichiarato Manolo Maugeri e Gianmarco Moschella, coordinatore provinciale e cittadino della Lega Giovani Torino. Durante gli attimi di tensione erano presenti le forze dell'ordine che hanno vigilato affinché la protesta dei Propal non degenerasse. Proprio a questo proposito, tra 10 minuti parleremo con Giulio Curatella, l'autore della canzone Charlie, Man of Freedom, che sta spopolando sul web. Anche sul quotidiano Il Giornale, naturalmente, sfida Propal sul corteo di Bologna, in piazza contro il no del Viminale, il movimento deciso a celebrare oggi il 7 ottobre, cercano il pretesto. In Italia 351 casi di antisemitismo, 98 denunciati. E a pagina 7, appunto, 7 ottobre, strage dimenticata. La minaccia islamica, scrive il quotidiano Il Giornale, non è finita. Le piazze ricordano il massacro come atto di resistenza e la sinistra mondiale ribalta la narrazione per incolpare Israele. Paginone sul quotidiano Il Giornale, ma naturalmente su gran parte dei quotidiani di quest'oggi, e con un contraltare importante su alcuni quotidiani, come ad esempio il quotidiano La Stampa. E allora ci andiamo solo per un attimo sul quotidiano La Stampa. La prima pagina è ostaggi del 7 ottobre, a 2 anni dall'assalto di Hamas che ha cambiato le nostre vite, parlano le famiglie dei rapiti in mano ai miliziani. Di spalla Calabria, debacle del Campo Largo, le piazze piene e le urne vuote. Un po' più in basso, Gaza, delegazioni in Egitto, Trump, l'accordo è vicino. Dalla Casa Bianca il presidente Donald Trump ostenta ottimismo, l'accordo è vicino, i tecnici delle squadre negoziali sono immersi nei colloqui per siglare una pace o almeno una tregua nella striscia di Gaza. A Sharm el-Sheikh la delegazione israeliana e i rappresentanti di Hamas alloggerebbero perfino nello stesso edificio, blindati. La Francia senza governo, Macron, spalle al muro. Velocissimamente all'interno del quotidiano La Stampa, ti dicevo, 7 ottobre naturalmente a gogò, l'orrore dal cielo. Si inizia la narrazione con paginoni dedicati alla rievocazione e agli ostaggi, le famiglie dei prigionieri di Hamas e l'appello a 2 anni dal rapimento, vivi e morti, riportarli a casa è un imperativo morale. Naturalmente le interviste a chi si è salvato, Alon Noel, la fuga, le bombe nel rifugio e poi il rapimento a Gaza. Eyatar David lo torturano tutti i giorni, sta morendo nei tunnel. Avinatan Or, non vogliamo dimenticare il suono della sua voce. Si ricordano questi ostaggi, chi c'è e chi purtroppo non c'è più. Quel terrore che ci fa cercare ancora il giorno dopo. Molti in Israele dicono che siamo rimasti fermi all'ottobre del 2023. E poi gli USA partecipano alla guerra a Gaza, il piano di Trump è un progetto neocoloniale. Intervista a Rashid Khalidi, lo storico palestinese statunitense. In Israele 5 milioni di arabo-israeliani non hanno alcun diritto. E come ciliegina sulla torta, certo, sempre sul quotidiano La Stampa, i droni sulla flotilla ordinati da Netanyahu e un bel paginone con viva il 7 ottobre la resistenza, stop ai cortei di Bologna e Torino, il no dei prefetti agli eventi di oggi, Piantedosi e apologia di terrorismo, ma loro lo faranno lo stesso. Ci fermiamo, c'è il Qui Parlamento e poi restate lì, sentiremo la canzone mai come oggi importante, Charlie, Man of Freedom. Restate lì. Qui Parlamento.
Grazie Presidente, Sottosegretario Mazzi, colleghe e colleghi. Sono estremamente soddisfatto dell'approvazione di questo provvedimento che ha certamente un carattere di urgenza per la cosiddetta terra dei fuochi e che affronta e interviene con una fotografia di alta precisione e conseguenti interventi a 360 gradi su un problema di estrema gravità, causato dall'abbandono e dalle attività illecite nel ciclo dei rifiuti, con ricadute su più versanti, dall'ambiente alla salute, dall'agricoltura al settore agroalimentare, che come tutti sappiamo è uno settore di grandissima rilevanza nazionale, soprattutto anche in quell'area della regione Campania. Cito solo alcuni degli interventi previsti: inasprimento delle sanzioni nei confronti di abbandono, trasporto illecito e combustione dei rifiuti, introduzione di nuove fattispecie di delitti, potenziamento delle attività investigative e bonifica dei terreni, con la previsione di un fondo di 15 milioni per il primo anno per la rimozione dei rifiuti e di successivi 45 milioni di euro grazie all'attenzione del Vice Ministro Gava da destinare alle prime attività di bonifica. Si punta anche a costruire una forte rete collaborativa tra Stato e amministrazioni locali, in modo da supportare queste ultime sia sul piano delle risorse per intervenire efficacemente, sia sul piano delle difficoltà nell'imporre e controllare un'organizzazione efficiente nel sistema integrato del ciclo dei rifiuti. Dicevo che sono soddisfatto oggi di contribuire all'approvazione di questo provvedimento, sia come esponente della Lega e di questa maggioranza, ma lo sono anche come presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e di altri illeciti ambientali e agroalimentari, che mi onoro di presiedere. E anche questa volta ringrazio il governo che si è attivato concretamente con atti specifici, mostrando un'attenzione particolare e un interesse particolare alle terre dei fuochi, soprattutto anche a seguito della sentenza CEDU del 30 gennaio 2025. Ricordo infatti che la Commissione, non appena insediata nel settembre 2023, ha doverosamente aperto uno specifico filone d'inchiesta sulla Campania e in particolare proprio su quest'area denominata Terra dei Fuochi, già oggetto di inchiesta parlamentare nelle precedenti legislature, e per fornire quello che è un quadro aggiornato degli elementi di criticità tuttora esistenti. Come già detto, le note problematiche di quest'area martoriata, ubicata tra la provincia di Napoli e quella di Caserta, vengono da lontano e tutti i governi che si sono succeduti ne hanno avuto coscienza e anche conoscenza. Oggi tuttavia dobbiamo constatare che i fenomeni ad essa collegati sono tuttora presenti e estremamente variegati. Se il problema dalla fine degli anni 80 ai primi anni 2000 è stato quello di un uso indiscriminato di quel territorio da parte della criminalità organizzata per smaltire, per seppellire una quantità forse incalcolabile di rifiuti speciali, spesso nocivi, provenienti naturalmente dall'Italia e dall'estero, e i cui effetti si stanno purtroppo prolungando anche oggi, successivamente a quegli anni il problema si è diversificato. Infatti si riscontrano siti abusivi di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, depositi occasionali, cumuli non autorizzati, contenitori di rifiuti stradali, roghi di rifiuti abbandonati, abbandono di rifiuti urbani. C'è poi un problema di economia in nero che non esita a utilizzare gli incendi per smaltire i rifiuti al di fuori dei canali ordinari e che comunque trova preferibile conferire i propri rifiuti di lavorazione attraverso i più economici circuiti illegali. E poi ci si scontra con la pressione della criminalità organizzata per sfruttare il mercato dei rifiuti. Emergono gli ostacoli al buon andamento del servizio di raccolta e di smaltimento, nonché le attività illegali svolte sistematicamente nei diversi insediamenti nomadi e dove si bruciano rifiuti per recuperare materie prime utili, come i metalli, con le conseguenti colonne di fumo, e che destano allarme sociale nelle popolazioni limitrofe. Passi avanti sono stati fatti in tutte le direzioni, quindi preventive e repressive, e il miglioramento della situazione c'è, ma il fenomeno purtroppo persiste. Per una gestione dei rifiuti, sia quelli urbani sia quelli speciali, troppo complessa e lunga, per la carenza di adeguati impianti di smaltimento e trattamento distribuiti in modo omogeneo sul territorio e nella relativa prevalenza del conferimento in discarica. Non è semplice contrastare in modo unitario questa realtà così complessa, nonostante l'attenzione garantita da un sistema di prevenzione attivato dalle forze dell'ordine. E qui voglio aprire una parentesi per ringraziare la meritoria attività svolta
e che abbiamo potuto anche verificare personalmente come commissione d'inchiesta nelle più missioni in loco e durante le audizioni, quindi un grazie vero a tutte le forze dell'ordine. E poi anche l'attività di repressione da parte delle procure della Repubblica. Oggi tuttavia con questo provvedimento il governo mostra di voler cambiare radicalmente passo. Non sono più consentiti passaporti di immunità per reati contro l'ambiente e contro la salute pubblica. E si proseguirà con più celerità in quell'operazione titanica che riguarda la rimozione dei rifiuti abbandonati da anni e la messa in sicurezza di tutte le aree inquinate. Già con questo obiettivo, nel febbraio di quest'anno, il Consiglio dei Ministri aveva nominato il generale Giuseppe Vadalà quale commissario straordinario della Terra dei Fuochi per una ricognizione della situazione. Ribadisco, non siamo all'anno zero, iniziative sono state intraprese, ma si deve fare di più, anche per tutelare la zona sana di quel territorio, superando la frammentazione degli interventi e rendendo più incisiva l'azione degli attori coinvolti. Questo è l'obiettivo da perseguire senza contrapposizioni, mettendo in rete e coordinando tutte le azioni per una corretta gestione del ciclo dei rifiuti, che è un obbligo e non un optional per le istituzioni a ogni livello e per la politica che almeno in questo ambito dovrebbe tenersi fuori da ogni ideologismo. Tuttavia di responsabilità politiche e amministrative non si può non parlare. Se è vero, come ho detto, che la situazione era perfettamente nota già ai primi anni 2000, è lecito domandarsi per quale motivo le giunte regionali di sinistra che hanno governato la regione con pugno di ferro e l'amministrazione comunale di Napoli, dove la sinistra domina da almeno un trentennio, non abbiano saputo invertire rotta su questo disastro e che non abbiano fatto seguire alle promesse e gli annunci fatti. Cosicché si continua a registrare un deficit e ritardi non solo nella bonifica dei siti, ma anche nello smaltimento e nel trattamento dei rifiuti. Da notare che la Campania nel 2022 è stata la prima regione italiana per esportazione di rifiuti. Il 36% degli scarti che l'Italia ha esportato oltre confine partirebbero proprio da questa regione, che non è in grado quindi di rispettare neppure lontanamente il principio di autosufficienza nella gestione dei rifiuti, autosufficienza che sembra sia rimandata agli anni a venire. Per questo ci siamo estremamente preoccupati quando abbiamo sentito pronunciare dal candidato del cosiddetto Campolargo in campagna alle prossime elezioni, signor Roberto Fico del Movimento 5 Stelle, l'irresponsabile proposta di chiudere il termovalorizzatore di Acerra, quel termovalorizzatore che è stato ed è tuttora essenziale per lo smaltimento dei rifiuti, in particolare per Napoli. Dalle ultime notizie sembra che Fico abbia fatto retromarcia. Rimane tuttavia il timore che questa guerra identitaria e non negoziabile del Movimento 5 Stelle, ma anche totalmente fuori dalla realtà, risorga dalle ceneri, mettendo ancora più a rischio la situazione della Campania. In ogni caso, con questo provvedimento che il gruppo Lega vota convintamente, si assiste a una svolta con nuove regole e nuove fattispecie di reato, più controlli, più sanzioni contro chi devasta il territorio e con l'istituzione del Dipartimento per il Sud, ovvero un vero cambio di passo per il futuro della Campania, ma soprattutto di tutto il Mezzogiorno. Grazie. Grazie onorevole. Qui Parlamento. L'alba si è accesa sul cielo occidentale, tra i passi di chi corre e non sa pregare. Tu parlavi di Dio con il cuore sincero, in un mondo che voleva soltanto tacere. Camminavi tra piazze e università, con la Bibbia nel pugno e la voce che brucia. Non cercavi applausi né medaglie di gloria, soltanto verità da lasciare in eredità. Charlie, uomo libero, ti hanno colpito perché non hai avuto paura. Charlie, fratello nostro, il male non vince, la tua voce resta pura. Charlie, guerriero di Dio, la tua croce diventa bandiera sicura.
Il colpo codardo ti ha strappato la vita, ma non il coraggio, ma non la libertà. Il tuo sangue è seme che nella terra germoglia e ogni lacrima oggi diventa preghiera. Ti hanno ucciso per quello che sei stato, per un popolo che volevi svegliare. Ora il silenzio grida più delle parole e la tua memoria nessuno la può cancellare. Charlie, uomo libero, ti hanno colpito perché non hai avuto paura. Charlie, fratello nostro, il male non vince, la tua voce resta pura. Charlie, guerriero di Dio, la tua croce diventa bandiera sicura. E proprio mentre il corpo ti abbandona, che sembra che trattieni il respiro, dal cielo Dio si affaccia e ti consola e ti apre un pezzo di paradiso. Charlie, uomo libero, le tue idee camminano ancora tra di noi. Charlie, fratello nostro, il tuo sogno è il nostro punto di svolta. Charlie, guerriero di Dio, il tuo nome diventa luce che non muore. Charlie, uomo libero. «7 ottobre, un mese fa la strage di Hamas». Ma noi di Radio Libertà cambiamo completamente narrazione perché trasmettiamo quello che gli altri non trasmettono. Trasmettiamo la canzone Charlie, Man of Freedom di Giulio Curatella, scritta da Giulio, il testo è suo, interpretato sì dall'intelligenza artificiale, ma direi perfetta per lanciare questo argomento, l'argomento dell'informazione che deve essere libera. Proprio oggi abbiamo parlato di come i giovani della Lega a Torino non possono parlare nelle università, assolutamente, ma non possono esistere proprio. Se non sei di sinistra non ti fanno entrare, se ti dichiari non di sinistra. Fammelo salutare, l'autore di questa canzone che trovate facilmente su Facebook, si chiama Giulio Curatella. Ciao Giulio! Buongiorno Sammy, eccoci qua. Grazie per questo che è un atto di coraggio mediatico. Questo pezzo sta girando per l'Italia ma anche per il mondo, è vero Giulio? Sì, certo, in anteprima è stato trasmesso proprio negli Stati Uniti, nel podcast War Room di Bannon. Ha avuto molto successo, ne stanno parlando sia negli Stati Uniti ma anche in Italia. È un atto di libertà, ecco perché Man of Freedom, uomo di libertà. Io non entro nel merito delle dichiarazioni di Charlie, si può essere d'accordo, si può non essere d'accordo, condividerle in parte. Per me è innanzitutto una questione di libertà. Il diritto di poter affermare anche le idee più controverse. Questo è il sale della democrazia, questo è il sale dell'identità occidentale, cioè poter esprimere liberamente tutte le opinioni e confrontarsi su queste. E ci sono degli argomenti che purtroppo oggi sono tabù, ci sono delle affermazioni che non si possono fare.
E quali affermazioni sono? Proprio quelle che rivendicano le nostre origini greche, romane, cristiane. Quando si parla di determinati valori scatta la censura. E così nasce questa canzone. E voglio raccontare anche un aneddoto che poi ha portato alla nascita di questa canzone, perché ho deciso di scriverla e quindi poi anche di musicarla. Quando ho saputo della morte di Charlie, come tanti, ero molto scosso, molto provato, perché era un ragazzo giovanissimo, insomma, poi negli Stati Uniti, che è la patria della libertà, e quindi ero molto scosso a tavola. E notavo, mentre pranzavo con la mia famiglia, che però non volevo durante il momento del pranzo parlare di argomenti così pesanti. Ho visto che anche mia figlia, che ha 15 anni, era molto turbata, e le ho chiesto, lei si chiama Lucia, e le ho chiesto: Lucia, come mai ti vedo un po' turbata, che è successo? E mi ha detto: papà, c'è un ragazzo americano che io seguo da più di un anno e che è stato ammazzato. E ho detto: ma chi? Charlie Kirk? Ha detto: sì, proprio lui. Ah, lo segui da più di un anno. Ecco, mia figlia non mi ha detto che era una sua, lo seguiva, che sapeva chi fosse, perché poi gli adolescenti sono fatti così. E lì ho colto la portata di questo evento, quando mi sono reso conto che anche se il grande pubblico, il mainstream, non ignorava personaggi come lui, poi mia figlia, ma sicuramente tanti altri ragazzi, lo seguivano anche dall'Italia. E quindi in quel momento ho colto la portata di questo evento, che io paragono all'omicidio di Martin Luther King, di Kennedy, cioè uno di quegli eventi che cambia la storia del mondo. Negli Stati Uniti se ne parla ancora tantissimo, si riempiono ancora gli stadi per commemorare, quindi è passato meno di un mese, ma il sentimento è vivo più che mai. In Italia siamo distratti da argomenti come quelli dei Propal, che sfasciano le vetrine, che portano violenza, e anche oggi, che è il 7 ottobre, stanno a Bologna, vogliono fare una manifestazione per celebrare il 7 ottobre. Ecco, a chi vuol celebrare il 7 ottobre come atto rivoluzionario, noi preferiamo celebrare uomini liberi come Charlie Kirk. Vero, è proprio tra pochi giorni sarà passato un mese dall'attentato, dall'uccisione di Charlie Kirk. Oggi però ricordiamo anche Lepanto. Stamane a mezzogiorno le campane di tutte le scuole cattoliche batteranno rintocchi di gioia per ricordare la battaglia di Lepanto. Ma intanto, dicevo prima, i ragazzi della Lega non possono essere in università, non possono fare un banchetto, non possono parlare, cacciati da quelli di sinistra. E il generale Vannacci, vice segretario della Lega, e la stessa Lega hanno promesso di portare avanti qua in Italia ciò che Kirk ha fatto in America, e quindi parlare alla gente e ascoltare la gente. Pensi che sia una cosa che servirà in questo senso, magari anche a insegnare ai giovani, io lo dico sempre, che la verità sta nel mezzo, e quindi è giusto che ci siano i collettivi di sinistra nelle università, scuole, eccetera, ma è giusto che ci sia anche una controparte dall'altra parte. Giulio. Certo, assolutamente sì. Allora, condivido le parole del generale Vannacci, ma poi anche quelle di Salvini, sono condivise, questi valori di libertà sono condivisi da tutta la Lega, da nord a sud, e tutte le anime che la compongono. Non dobbiamo semplicemente ricordare Charlie Kirk, dobbiamo esserne gli eredi. Tra l'altro, io oggi ho 52 anni, mi sono appassionato di politica proprio quando frequentavo l'università, e racconto un aneddoto simpatico che tra l'altro, insomma, è proprio la mia storia di come mi sono interessato di politica. Era i primi tempi che stavo all'università, io sono della Basilicata, studiavo a Bari, e quindi non avevo amicizie perché ero arrivato da poco, ero uno studente fuori sede. Una mattina giravo tra i banchetti dell'università per cercare i pass per la discoteca, per andare, perché c'erano le convenzioni universitarie. E mentre giravo tra i vari banchetti capito
a un banchetto di destra, ma non sapevo che fosse una questione politica. Ebbene, in quel momento arriva una squadra dei centri sociali, erano un centinaio di persone armate di mazze, spranghe, catene, e iniziano a gridarci: fascisti, carogne, tornate nelle fogne, con tono molto minaccioso. Io non ero né un fascista né una carogna, volevo il pass per la discoteca, e poi c'è stata una carica, io sono riuscito a cavarmele e a scapparmene. Il giorno dopo, sulla Gazzetta del Mezzogiorno, che insomma il giornale più letto a Bari ieri come oggi, titolone squadrismo all'università, cioè quelli dei centri sociali avevano caricato dei ragazzini che stavano lì 100 contro 3, di cui uno di quei 3 ero io, i titoloni dei giornali, squadrismo all'università. Ecco, purtroppo una certa mentalità in certi ambienti di sinistra è ancora presente e ogni tanto esce fuori, e noi in quelle università dobbiamo essere presenti, perché la politica deve interessare soprattutto i giovani, perché il futuro sono loro, e sono loro che devono interessarsi al loro lavoro, a costruirsi una famiglia, a realizzarsi come persone. È quello che accade nelle università americane, dove c'è una rinascita dei valori occidentali. Dobbiamo fare in modo che accada anche in Italia, e quindi concordo esattamente con quello che dice Vannacci: non dobbiamo semplicemente ricordare Charlie Kirk, dobbiamo esserne gli eredi. E noi portiamo avanti questa controinformazione come radio, trasmettendo la canzone di Giulio Curatella, Charlie, Man of Freedom. Giulio, dove si può trovare questo pezzo? Sulla tua pagina Facebook, giusto? Sì, sulla mia pagina Facebook Giulio Curatella si trova molto facilmente, sta girando anche, l'hanno condivisa in tanti, quindi si trova anche altrove. Su Instagram, su TikTok sta girando. Io un aspetto che ci tengo a evidenziare su questa canzone è che non ne rivendico i diritti, quindi si può scaricare e utilizzare liberamente, perché non voglio speculare su una disgrazia come questa. Quindi una canzone libera da diritti, chiunque può utilizzarla, perché è una questione di libertà, è una questione di identità, e quindi non ci sono diritti economici quando viene trasmessa o utilizzata. Lo si fa proprio per ricordare e diventare gli eredi storici. E speriamo che anche altre radio e altri giornaloni possano parlare di questa bella opera di coraggio mediatico che ha fatto Giulio Curatella. Giulio, è stato un piacere. Alla prossima, restiamo in contatto. Alla prossima. Buon ascolto. Ciao. Giulio Curatella, cercatelo su Facebook, voi che avete Facebook e non lo usate ormai più, tutti su Instagram, cercate Giulio Curatella anche su Instagram. 9:16, datemi ancora qualche minuto, poi apriamo le linee, perché ci sono droni, signori. Mamma, il quotidiano La Stampa oggi fa davvero terrorismo mediatico, no scherzo. Pagina 13, il mondo in bilico. Droni russi, siamo noi il prossimo obiettivo? Attenzione, porta una sfiga oggi il quotidiano La Stampa con l'ultimo sondaggio di Alessandra Ghisleri, che salutiamo simpaticamente. Ebbene, 4 italiani su 10 temono un attacco, ok? Oh mamma mia, la domanda: il conflitto in Ucraina, la tragedia di Gaza e i droni che sorvolano l'Europa, ha paura che scoppi la terza guerra mondiale? Il 47,9% del campione ha detto sì. Quasi tutti di Forza Italia. No, scherzo, anche della Lega Salvini. Forza Italia 52,5, Lega Salvini 51,3, PD 41,5, AVS sono i più fifoni 70,4, 5 Stelle 59,6, Italia Viva 66,7. Secondo Zelensky, l'Italia potrebbe essere il prossimo obiettivo dei droni russi. Questa affermazione mi preoccupa
39,7%, la ritengo un allarme eccessivo, 38,4%, e per favore, per piacere. Quelli di Forza Italia sono sempre quelli più preoccupati, 52,5%, ma anche il PD 48,9%, la Lega non è assolutamente preoccupata, 24,3%. Mi fermo, ma ragazzi, se volete passare una bella mattinata in attesa delle ore 12, chiaramente con popcorn, patatine e soprattutto rintocchi di campane da una parte e guardare la televisione dall'altra per vedere cosa succede alla Salis, oggi pagina 13 del quotidiano La Stampa, tutto quanto per voi. Chiudiamo con una bella notizia perché è ancora vivo il biliardino, il calciobalilla, si diceva così, non so perché a biliardino fa più figo, sì, perché naturalmente per La Stampa, pagina 24, è il biliardino dei VIP. In una fabbrica del torinese che vende calciobalilla a tutto il mondo, tra i clienti Fiorello, Gianni Morandi, Venditti, che ci fa il comizio mentre gioca a calciobalilla, e pinguini tattici nucleari. Anche Bergoglio giocò con questi calcetti, un modello è apparso nella serie Friends. L'azienda è l'unica in Italia a produrre calcetti omologati anche per i disabili. E allora, signori, tutti a comprarci un calciobalilla, speriamo che non costi un occhio della testa. L'azienda si chiama Roberto Sport, azienda con sede a Lessolo, alle porte di Ivrea. E il biliardino, il calciobalilla ci sta assolutamente. Ho ancora qualche istante, allora signori, dai, regalatemi ancora qualche minuto perché non abbiamo letto il quotidiano Libero che apre con la batosta, il centrodestra fa 2-0. E poi Greta, che tortura, Greta è tornata e frigna coi suoi. Noi maltrattati, niente caffè. Si scherza naturalmente, ma è tutto vero, assolutamente. Il Viminale che vieta il raduno pro Hamas di Bologna, ma i palestinesi ci saranno, gloria ai nostri martiri. Eccolo qua, il manifesto è viva il 7 di ottobre, viva la resistenza palestinese, tutti con la chefi addosso, fantastico. Fazio che naturalmente ha incensato l'idolo propal Iacchetti, e naturalmente si ricorda il 7 di ottobre con l'intervista al Yoni Diller, il filmmaker e attivista israeliano sopravvissuto al massacro del Nova Festival. Io, salvo per caso, il 7 ottobre ho visto l'orrore. Solo per questa intervista vale veramente acquistare oggi il quotidiano Libero, che ricorda anche cosa è successo ieri all'Università di Torino, al campus Einaudi, minacce ai leghisti. Le università continuano a essere ostaggio dei violenti pro-Pal. A Torino, dove più volte l'estrema sinistra si è resa protagonista di occupazioni e assalti ad altri studenti, si è assistito all'ennesimo episodio di intolleranza. Protagonisti, loro malgrado, i giovani della Lega, impegnati in un volantinaggio, ragazzi, neanche distribuire volantini. Se non riuscite a trovare la canzone di Giulio Curatella, Charlie, Man of Freedom, attenzione perché è il mestiere che sto facendo anche io da decenni, che fa questa radio, scrivetemi al 340 6709 659, ve la invio via WhatsApp, ok? Pagina 8 di Libero, e intanto apro anche le linee. Chi vuole parlare in diretta può chiamare 0292947222. Restate in linea, sentite la musichetta suonata personalmente dal regista Francesco e tra poco arrivo da voi. Che tortura, è tornata Greta e ai nostri mancava il caffè, il tragicomico rientro dei prigionieri. A pagina 8 di Libero, gli attivisti della flotilla sbarcano ad Atene e sembrano rockstar pronti a concedersi ai fan. E Scotto del PD dice: mi hanno fregato cellulare e sigarette. Poverino.
Oggi l'Europarlamento decide il destino di Ilaria Salis. Altro paginone a pagina 17. Decisiva la scelta del PPE. Oggi l'Aula si esprimerà con voto segreto sulla revoca dell'immunità per l'esponente di AVS, che spera nei franchi tiratori tra i popolari. La faida Rom, pagina 19, questa fa paura, ma finché si ammazzano tra di loro, sì, è brutto da dire, insomma. Per la faida Rom arrestati madre e figlio della vittima, lei uccisa mentre sparava. È una migliore dell'altra. L'incredibile vicenda dietro l'omicidio sul Garda, la dinamica del delitto ricostruita grazie a un video, l'avete visto, l'hanno trasmesso, trovato proprio nel telefono del sedicenne, dove si vede la sparatoria tra le due famiglie, Dolores Dori colpita a morte durante la spedizione punitiva. 0292947222, basta sparare, però ragazzi i comacose si sono lasciati, no, e adesso quelli di Cuoricini, che sembrava si volessero amare anche sul palco, quando cantavano si guardavano con due occhi vogliosi. La coppia di cantanti di Cuoricini annuncia la separazione e non cantano più, ma non ci credo. Chi c'è in linea? Pronto? Buongiorno Sammy, buona festa della Madonna del Rosario e la battaglia di Lepanto. Buongiorno, avvicinati che ti sento lontanissima. Buona festa della Madonna del Rosario e della battaglia di Lepanto che si ricorda oggi. Allora io gli voglio tanto bene a queste persone, ma quei pochissimi non crediamo a questi sondaggi assurdi della gente che dice che ha paura, e se c'è qualcuno che ha paura io gli voglio tanto bene, ho tanta pietà per loro. Sono quelli che andavano in giro con la mascherina 5 anni fa in macchina da soli, sono quelli che si salutavano col gomito, quindi sono persi, lasciamoli stare, andiamo avanti per la nostra strada. Lo zio Putin e lo zio Donald che stanno lavorando per noi, vedi Francia, vedi Unione Europea, vedi accordi per far cessare la guerra in Israele, in Palestina, non permetteranno tutto questo. A proposito, in piazza ci girano dei meme fantastici, no? Nelle piazze italiane arrivano i soldati russi con il drone, non so, nelle zone magari del torinese per mangiare la bagna cauda, piuttosto che si trovano negli ovetti Kinder. Quindi prendiamoli per il culo come sta facendo lo zio Donald e lo zio Vladimir. Ciao Sammy, buon lavoro. Grazie. Il Tempo, la prima pagina del quotidiano Il Tempo, bellissimo titolo: Caccia al 7 ottobre rosso, il film dei sottomarini. Il secondo anniversario della strage di Hamas, il più terribile massacro di ebrei dall'Olocausto, ma la sinistra lo vuole festeggiare a Bologna. E l'ultimo oltraggio è di Francesca Albanese. La data da ricordare non è il 7 ma il 9 ottobre, quando Israele ha iniziato ad affamare Gaza. Il Tempo di Osho, le cornu, tra parentesi to, e mazziato, le cornuto e mazziato, ora Macron rischia davvero, ma così la Francia è nel caos. E i due francesi che si parlano con la Le Pen, lui dice: tanto vedrai che non si dimette manco stavolta, e la Le Pen risponde: è incredibile, c'ha più palle la moglie che lui. 0292947222. Chi vuole parlare con me? Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. 2 battute e poi qualcosa di serio. Allora, innanzitutto oggi io mi metto in sciopero della fame perché non ci sono più i nuovi ricchi e poveri. Vero. Che tu sai che li avevano chiamati nuovi ricchi e poveri, no? I colti comacose. E la seconda, non chiamare più l'astrologa per le previsioni, chiama Zelensky, perché come fa questo signore qui a dire che i prossimi a ricevere la visita dei droni russi saremo noi? Vero. Adesso veniamo alle cose serie. Allora, purtroppo il discorso legato alle manifestazioni, gli scioperi, gli scontri della scorsa settimana, noi dovevamo prevederlo, perché tutti quelli che ci parlano di accoglienza, gli accoglientisti, i progressisti, i grillini, i verdi, quella gente lì,
non ci è detto che abbiamo creato nelle nostre città delle città che non c'entrano niente con l'Italia, dei quartieri dove si vive una vita diversa da quella che si vive qua. Questi ragazzi qua vengono su non con il modo di vivere che abbiamo noi, ma con il modo di vivere che hanno nei loro paesi di origine. E quindi noi ormai in casa nostra abbiamo una sorta di cavallo di Troia. Ci siamo fatti entrare in casa delle persone che, come è successo nella saga dell'Iliade, praticamente faranno quello che è successo allora. Allora, io spero che questo governo, visto che la possibilità penso ci sia, provveda a rimpatriare, perché persone non gradite, tutti coloro che si rendono protagonisti di scontri, di tutto quello che abbiamo visto di brutto nelle ultime settimane e secondo me che vedremo ancora nelle prossime settimane, perché come è stato detto nei giorni scorsi, come è stato scritto, certa parte della sinistra sta sfruttando la rabbia e la voglia di rivalsa che gli è stata insegnata fin da piccoli delle giovani generazioni di quelli che vengono chiamati i nuovi italiani. Perché non dico tutti, perché non posso credere che siano il 100%, però una parte di loro sta portando avanti la voglia di conquista dell'Islam, dell'Europa, che è una cosa che ci riporta indietro di 1500 anni ai tempi di Maometto. Quindi si può fare come persone non gradite, perché è pericoloso per l'Italia, vengano rimpatriati. Sono minorenni, vengono rimpatriati anche i loro genitori, perché da qualcuno devono aver appreso. Ciao Sammy, grazie. Grazie, intanto sentiremo le campane oggi a mezzogiorno. Un'altra telefonata al volo, la prendiamo, pronto? Caduta. Pronto, Pier dalla Romagna. Ciao Pier. Ciao, senti, allora una buona notizia invece voglio darvi. Voi sapete che notizia buona non scaccia cattiva nella regola del giornalismo, ma ieri sera Porro nella sua trasmissione, ma lo possiamo constatare tutti, ha dimostrato con il suo tecnico, diciamo, dei siti, dei social, qual è in realtà la percentuale di persone che sono dette positivamente, come si può dire, prese per la questione delle manifestazioni in piazza, chi era contro. E lo scarto era netto, 82-83% contro le manifestazioni in piazza, 17% a favore. Quindi traduciamo, è bello trovarsi in piazza, per strada, Pontida, insomma, ci hanno capiti, però è anche vero che chi è stato zitto in questo periodo non ha condiviso nulla, ma non solo sulle violenze, perché quello è facile, è evidente che un popolo abituato alla non violenza come noi ne sia contrario, ma addirittura agli slogan, al senso stesso di quelle manifestazioni. Grazie, buona... da meditare. Ultimissima chiamata, poi me ne vado. Pronto? No, non c'è più, è caduta e allora me ne vado davvero. Da meditare, ragazzi, la mia sensazione è che davvero la politica sta perdendo le piazze e con chi vanno le piazze? Dove vanno? Cosa vogliono le piazze? Vogliono il caos. Torneremo a parlarne minimo, per il momento Sammy Varin si ferma, tra poco l'editoriale del direttore Sallusti, poi Giulio Cainarca e io ritorno alle ore 11. Da non perdere,